Non infiltrazioni ma presenza attiva. La mafia è già qui nel Veneto e nella provincia di Treviso. Parlano chiaro i dati della relazione della Commissione parlamentare antimafia, evidenti i segnali del fatto che la piovra abbia allungato i suoi tentacoli nella Marca, a partire dai diversi arresti di latitanti ed affiliati ai clan che riciclavano attraverso operazioni fallimentari il denaro di 'ndrangheta e camorra. E poi proprio sul riciclaggio il numero di segnalazioni di operazioni sospette è in crescita costante per quanto riguarda questo territorio, aprendo anche delle preoccupazioni rispetto a quanti soldi illeciti possano circolare nell'economia di questo territorio. Poi rimane, come ultimo elemento, il fenomeno degli incendi dolosi in alcune aziende che trattano rifiuti, che sono in crescita e anche in questo caso è un elemento di preoccupazione. Ciclo illegale dei rifiuti, roghi dolosi e soprattutto allarmante aumento nella Marca delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio che passano dalle 196 del 2009 alle 1615 del 2016 al record nel Veneto di 851 nel solo primo semestre del 2017 ed un ruolo, secondo quanto rilevato dalla Commissione, l'ha avuto quanto emerso dai crack delle banche. Le indagini legate al fallimento delle due popolari più note come Veneto Banca e la Popolare di Vicenza, ma anche di tanti piccoli istituti di credito cooperativo nel corso degli ultimi anni, al di là dei rilievi penali che sono oggetto di indagine, hanno intanto evidenziato una totale assenza di controlli che hanno consentito operazioni speculative di credito ingiustificato e sono le classiche operazioni che favoriscono il riciclaggio. I segnali della presenza mafiosa nel Trevigiano verranno illustrati in un'iniziativa della CGIL rivolta agli studenti. Sorprendono sempre perché non ci rendiamo conto fino in fondo di quanto in realtà il fenomeno mafioso sia comunque una cosa anche nostra, del Veneto, del Trevigiano, e penso che da questo punto di vista bisogna che tutti alzino l'attenzione e si intervenga anche politicamente per fare in modo che si interrompano dei circuiti che sono pericolosi per tutti.